أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, e che Allah elogi e preservi da ogni male il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cari fratelli, nobili sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innanzitutto è un piacere per noi essere stati ospitati in questo bellissimo centro e chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di benedire i fratelli responsabili di questo centro a Villorba e di benedire il loro markaz e di aiutarli nel bene, e che Allah subhanahu wa ta'ala li sostenga nelle attività, soprattutto dei giovani in questo centro, che doni a loro
all'Ikhlas, e chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di benedire questi giovani che sono venuti da lontano e da vicino a partecipare a questo incontro in una delle case di Allah subhanahu wa ta'ala. Che Allah renda per ogni passo nella bilancia delle hasanat quando incontreranno Allah, e renda questa amal nella bilancia delle hasanat tra le opere che li avvicinano ad Allah subhanahu wa ta'ala. Il titolo scelto per questo incontro, inshallah, è I giovani e l'esempio da seguire. Cari fratelli, i sapienti del nafs, dell'anima e dell'educazione dicono che è una necessità per l'essere umano avere un esempio nella sua vita. È una necessità che ha ogni essere umano, è una natura originaria, avere un esempio da seguire. E le prove di ciò che dicono lo notate dai bambini quando sono piccoli. Il bambino quando nasce ha bisogno di un esempio. Infatti chi prende come esempio? Le persone più vicine a lui, che sono la madre e il padre. E chi è padre sa benissimo, o chi ha un fratellino piccolo, vede benissimo che il bambino cerca di fare nei minimi dettagli ciò che fa il padre e ciò che fa la madre. Perché? Perché ha questa natura propensa a prendere un esempio, e vedi il bambino che comincia a fare i movimenti che fa il padre nella salè senza sapere neanche che cosa sia, e lui non sa che è una salè, però li fa. Perché? Perché prende come esempio il padre. E vedi che lascia ad esempio le sue ciabatte piccole, prende le ciabatte del padre grandi nonostante potrebbe cadere. Perché questo lo fa? Perché vede che il padre fa uso di ciò e quindi lo segue nei minimi dettagli in tutto quello che fa, perché per lui è un esempio. E da qua capite che chi tra i padri o altri fanno dei peccati, i loro figli li seguono in ciò. Chi fa uso delle sigarette o fa uso di alcolici in casa, il figlio vede, e quindi dovrebbe il padre stare attento a ciò che fa davanti ai propri figli. Quando è con i suoi figli deve un attimo rendersi conto che il figlio vede e sente e viene influenzato. Quindi è una nostra responsabilità stare attenti ai figli che ci seguono come esempi, e che dovremmo noi dare a loro il miglior esempio. E questa verità l'ha dimostrata il profeta ﷺ. Ha detto: ogni figlio nasce al-fitra, con la natura originaria. I suoi genitori lo fanno diventare Yahudi, Nasrani, ateo. Perché? Perché li prende come esempi. E quindi, essendo che lui vede nella madre e nel padre l'esempio, ciò che fa il padre, ciò che fa la madre, lui li segue. E quindi questa è una grande responsabilità che devono tenere in considerazione i genitori. Detto ciò, sull'esempio, dicono i sapienti che chi non ha un esempio non ha il senso della vita, perché non ha obiettivi nella vita. Come sappiamo noi musulmani, Allah subhanahu wa ta'ala ci ha illustrato l'obiettivo per cui ci ha creato. Dice Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Quindi Allah ci ha posto un obiettivo. Ma come fai ad adorare Allah se tu, questo grande obiettivo, se tu non prendi un esempio, che è colui che ti illustra come deve essere adorato Allah? Se no questa adorazione non verrebbe accettata del nostro amato profeta alayhi salatu wassalam. E quindi avere un esempio ti porta a raggiungere obiettivi, ti dà il senso alla vita. Se non prendi un esempio, la tua vita diventerebbe senza senso. E detto ciò, e vista l'importanza dell'esempio, Allah subhanahu wa ta'ala in tutto il Quran ci ha illustrato in vari ayat che l'esempio potrebbe essere giusto e sbagliato. E ci sono alcuni da prendere come esempi e ci sono alcuni da non prendere come esempi. Quindi non chiunque può essere preso, giovani ragazzi, come esempio. Infatti Allah, quando ha citato il profeta alayhi salatu wassalam come esempio, cosa ha detto? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Viene il profeta Muhammad, il messaggero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un bel esempio. Questo bel esempio dimostra che potrebbe l'esempio non essere buono, non essere giusto. Quindi abbiamo due esempi, ragazzi. Abbiamo un esempio giusto da seguire, un esempio buono da seguire sia nei comportamenti che nell'adorazione che nei vari ambiti della nostra vita, e abbiamo un esempio che è sbagliato, a cui dobbiamo stare in guardia e che non va seguito. Ed è per questo che Allah subhanahu wa ta'ala in tantissimi versi nel Quran ci ha detto e ci ha illustrato chi sono gli esempi da seguire, e ci ha messo in guardia in vari versi del Quran da coloro che non devono essere presi come esempi, e ci ha messo in guardia da essi. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Mumtahina: vi è in essi un bel esempio per chi spera
spera in Allah e nell'ultimo giorno. E qua Allah in questa sura, Surat Mumtahina, parla di Ibrahim e dei profeti che lo hanno seguito. Quindi Allah ci ha dato questo messaggero, questo profeta Ibrahim, che ha messo in pratica il Tawhid e si è dissociato dallo Shirk come esempio. Solo che molti giovani non conoscono Ibrahim e non conoscono chi è Ibrahim e non sanno nulla della vita di Ibrahim, nonostante Allah ci ha illustrato che è un esempio e vi è un bel esempio in lui e per chi spera in Allah nell'ultimo giorno. Però chi segue Ibrahim? Chi mette in pratica ciò che ha messo in pratica Ibrahim alayhi salatu wassalam? E dice Allah in Surat Al-An'am: questi sono coloro che Allah ha guidato, ovvero i profeti messaggeri. Prendi la loro guida come esempio. Quindi Allah ha guidato i profeti, ha guidato i messaggeri e ce li ha dati come esempi da seguire. Quindi Allah ci ha ordinato di seguirli. Infatti abbiamo una lunghissima storia nel Corano che parla di uno degli esempi che ci ha dato Allah, soprattutto ai giovani l'ha dato, che è Yusuf alayhi salam. Surat Yusuf, dall'inizio alla fine, parla solo della storia di Yusuf alayhi salam, Giuseppe, e ce l'ha dato Allah come esempio, soprattutto quando Yusuf alayhi salam è rimasto da solo con la moglie di colui che governava a quell'epoca, l'Aziz, e gli ha detto la moglie dell'Aziz: Talak, ovvero fai di me quello che vuoi, cadi con me nel haram. Qua Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato Yusuf come esempio. Pensate ragazzi, e qua Yusuf è una prova per dimostrare che nessun giovane ha una prova per poter dire che sono caduto nel haram e porta qualcosa come prova a suo favore. Cosa vuoi dire? Che sei caduto nel haram perché sei giovane? Yusuf era giovane. Quando è successo questa cosa qua era giovane. Vuoi dire che sei un bel ragazzo? Yusuf era bellissimo, come è stato riportato nei Hadith. Vuoi dire che sei stato ingannato da una donna bella? Questa era la moglie dell'Aziz, di colui che governava. Vuoi dire che sei stato ingannato da una donna ricca? Questa è la moglie dell'Aziz, il più ricco tra il popolo. Che scuse hai? Vuoi dire che eri solo? Era solo con lei. E gli ha detto: cos'hai come scuse? Allah te l'ha dato come esempio al fine di dimostrarti che non hai scuse. Cosa ha fatto Yusuf in questa situazione in cui tutti i mezzi erano propensi per lui per cadere nel haram? Nessuno lo vedeva, da solo, con una donna che tutti desideravano, cioè aveva tutte le possibilità per cadere nel haram. Però cosa ha detto? L'esempio da seguire, e che dovrebbe essere mostrato lui come esempio da seguire del Shabbat. Ha detto: Ma'ad Allah, mi rifugio in Allah, Ma'ad Allah, e nessuno lo vede, però sa dentro di lui, perché ha una fede fermamente nel cuore, che c'è un qualcuno che vede. Chi è? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fratello ce l'hai questa fede? Quando sei in casa da solo, in una stanza da solo, che usi il cellulare, usi WhatsApp, usi Facebook, usi social, da solo, non ti vede nessuno, hai questa sensazione che c'è qualcuno sopra che ti sta guardando, che ti sta sorvegliando. Questa fede che ti porta a fermarti dal guardare il haram. Passi in una donna che è svestita, o passi in qualche video muharram, dici a'udhu billah e passi. Se non lo fai, allora c'è qualcosa che non va. Allora vuol dire che non hai preso l'esempio giusto da seguire nella tua vita. Quindi Yusuf alayhi salam è un esempio da seguire. Pochi giovani lo conoscono. E Allah in vari passi del Corano ci ha messo in guardia da come alcuni hanno preso esempi sbagliati e sono andati in rovina. Dice Allah in Surat Al-Baqarah: e quando si dice loro seguite quello che ha fatto scendere Allah, essi dicono seguiremo piuttosto quello che seguivano i nostri antenati, e ciò anche se i loro antenati non comprendevano e non erano ben guidati. C'è gente che segue i padri o gli antenati o la gente precedente, nonostante queste persone non sono sulla giusta strada, non avevano un giusto comportamento e facevano determinati peccati e forse anche gravi peccati, ma li prendono come esempio. Allah ci ha messo in guardia da seguire questi. Infatti Allah, un terzo del Corano, fratelli e sorelle, parla della storia dei profeti. E le storie nel Corano non è che arrivano per essere lette così, no. Le storie del Corano, quando Allah ci parla della storia di Musa, di Isa, di Ibrahim e tutti i profeti precedenti, è per estrapolare delle lezioni e per prenderli come esempi.
E ci ha illustrato Allah in questi versi come coloro che hanno preso l'esempio giusto, che sono i profeti messaggeri, e li hanno seguiti, sono stati salvati, sono andati nel successo e Allah si è compiaciuto di loro. E tutti coloro che hanno preso l'esempio sbagliato, l'esempio opposto, allontanandosi dal giusto esempio, sono andati in rovina. Quindi il giovane deve stare attento a scegliere il giusto esempio perché influenzerà tantissimo nella sua vita. E Allah subhanahu wa ta'ala ci ha illustrato nel Quran il nostro esempio dicendo لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi è un bell'esempio nel profeta Muhammad, non in un ambito, in un unico ambito, no, il profeta è un esempio in tutti gli ambiti della vita, sallallahu alaihi wasallam. Perché uno potrebbe essere un esempio in un ambito, potrebbe essere un esempio in una determinata materia che la fa bene, perché conosce la tecnologia, però nei comportamenti non è un esempio. Potrebbe essere bravo in educazione fisica, ma lo porti al-ilm, non è bravo. Ma il profeta alayhi salatu wasallam è un esempio a 360 gradi. Un esempio in ogni ambito che ci ha dato Allah subhanahu wa ta'ala come esempio. Infatti, chi lo ha seguito ha avuto successo e ha cambiato il mondo. Na'am shabab, hanno cambiato il mondo. I primi che lo hanno seguito e che lo hanno preso come esempio chi sono? I Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. I Sahaba hanno visto l'esempio del profeta e lo hanno seguito e hanno seguito le sue tracce. Infatti avete visto questo gruppo come Allah si è compiaciuto di loro. radiyallahu anhum wa ardahum. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah si è compiaciuto di loro perché hanno preso il profeta ﷺ come esempio e hanno cambiato il mondo. Ja'far, quando c'è stata la prima migrazione al-Habasha, perché i musulmani hanno fatto 2 migrazioni, molti conoscono solo la prima da Mecca a Medina. Prima c'è stata una prima migrazione non dal profeta ma da alcuni sahaba che hanno fatto la migrazione dal Najashi al-Habasha. Ja'far ha dato un discorso bellissimo al Najashi quando sono venuti i Kuffar Quraysh del Najashi per cercarlo un attimo di incitarlo a cacciare i musulmani e farli ritornare a Mecca. Questo piccolo gruppo di sahaba che hanno migrato per salvaguardare la loro religione sono arrivati da lui per cercarlo di incitarlo a farli ritornare. Però il Najashi, perché il profeta gli ha ordinato di andare da loro? Perché era un Malik Adi, era giusto in ciò che faceva. Non ha preso e ha scacciato i musulmani, ha detto no, ascoltiamo da loro. Vediamo perché sono venuti qua, vediamo cosa dicono. E chi ha parlato? Ha parlato Ja'far, che è un sahabi. Ascoltate ragazzi cosa ha detto Ja'far, al fine di comprendere quando uno prende il giusto esempio come cambia la sua vita in meglio e chi è effettivamente il vero esempio. Dice Ja'far al-Najashi: eravamo gente dell'ignoranza, vivevamo nel Jahiliya, eravamo ignoranti, adoravamo le statue. Erano ignoranti e adoravano le statue che non giovano, non nuociano, non fanno nulla da cui può beneficiare l'essere umano. Quindi eravamo ignoranti e adoravamo le statue, mangiavamo l'animale morto, jifa, e praticavamo i grandi peccati e rompevamo i rapporti parentali e ci comportavamo male con i nostri vicini e il potente tra di noi mangiava il povero finché Allah ci invia un messaggero. Questa è la situazione prima dell'esempio. Kufr, miscredenza, adorazione delle statue, ignoranza, rottura dei rapporti parentali, maleducazione con i vicini, grandi peccati. Questa era la situazione prima dell'esempio. Poi cosa ha detto Ja'far? Finché Allah ci inviò un messaggero, ecco l'esempio giusto da seguire, che ha cambiato totalmente i Sahaba. Ha detto finché Allah ci inviò un messaggero tra di noi, conosciamo la sua discendenza e sappiamo che è veritiero e di fiducia e conosciamo la sua purezza. Guardate le caratteristiche dell'esempio da seguire, non colui che sa giocare a calcio o sa tirare il pallone bene nella rete, non colui che sa ballare o sa cantare o colui che veste la marca. No, guardate le caratteristiche dell'esempio che ha dato Ja'far, che hanno seguito e ha cambiato la loro vita, finché Allah ci ha inviato un messaggero
che conosciamo la sua discendenza, conosciamo che è veritiero, è di fiducia e conosciamo la sua purificazione. Ci ha chiamati, a cosa li ha chiamati? All'adorare Allah e tralasciare l'adorazione di ciò che adoravano i loro antenati, tra le pietre e le statue. E ci ha ordinato di dire la verità nelle parole, e di ridare l'amana, e di legare i rapporti di parentali, e di trattare bene il vicino, e di rispettare la reputazione e il sangue, e ci ha vietato i peccati e le false testimonianze, e ci ha vietato di appropriarci del bene dell'orfano e di incolpare le donne pure. Guardate la differenza tra il prima dell'esempio e l'esempio quando è arrivato, cosa ha ordinato a loro? Di tralasciare le statue, perché ad adorare le statue è un'ingiustizia, e li ha portati ad adorare l'unico vero degno di essere adorato, che è Allah subhanahu wa ta'ala, e li ha portati a comportarsi bene, che i musulmani, con i non musulmani, con il vicino, a proteggere i beni dell'orfano, a legare i rapporti di parentela, a non cadere nei grandi peccati, a salvaguardare i diritti delle donne. Questo è l'esempio da presentare. Ma chi tra i giovani ha conosciuto questo esempio e lo ha preso come esempio nella sua vita? Fatevi una domanda, ragazzi: chi è l'ultimo di voi che ha preso un libro di Sira della biografia del profeta e lo ha letto? Tu dici Ashhadu anna Muhammad Rasulullah quante volte al giorno? Ma tu cosa conosci del profeta Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Cosa conosci? Conosci i nomi dei suoi genitori? Conosci qualcuno dei suoi figli? Conosci cosa ha fatto un po' della sua vita? Cosa ha fatto a Mecca? Cosa ha fatto a Medina? Come puoi dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah e tu non conosci neanche il minimo indispensabile di informazioni di uno che per noi è un esempio? Billah alik, se viene da te il tuo compagno di classe Luca o Gianluca o Paolo e ti dice: scusami frate Abdullah, ma chi è Muhammad? Tu cosa rispondi? Al fine di capire come noi abbiamo un taqsir nei confronti di questo esempio che dovremmo seguire, tu cosa risponderesti? Fatti questa domanda. Quale sarebbe la tua risposta? Allora da qua capiamo, ragazzi, che noi effettivamente non abbiamo preso il giusto esempio da seguire. I Sahaba, quando hanno conosciuto il profeta Muhammad e lo hanno preso come esempio, è cambiata la loro situazione da dhulumat al-nur. Li ha fatti uscire Allah dal buio, dalle tenebre, dei peccati, della tristezza, del male, alla luce della fede, e hanno cambiato il mondo e hanno diffuso questa luce finché arrivati in questi paesi che manco i Sahaba e immaginavano che sarebbe arrivato un giorno la religione qua in Italia, a Treviso, a parlare del profeta Muhammad e dei Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Però hanno preso l'esempio giusto. E dopo di loro il gruppo dei Tabi'in, anche loro hanno seguito le stesse tracce, le stesse impronte. Infatti ci hanno fatto uscire uomini che hanno cambiato il mondo. Umar ibn Abd al-Aziz e ciò che ha fatto. E chi lo conosce tra i giovani? Umar ibn Abd al-Aziz. Chi lo conosce? Ilman rahimallah. Ed è un esempio che ha governato tra i musulmani 2 anni, ha fatto ciò che non fanno i re in anni. Ha cambiato tutto. Dall'ingiustizia alla giustizia, dal potere ai musulmani, finché addirittura alla sua epoca hanno detto che non è rimasto nessun povero da potergli dare zakè, e sono passati a sposare i giovani con la zakè, e sono arrivati a dire: chi vuole fare il hajj suo è dalla cassa dei musulmani. Talmente è rimasta l'abbondanza nelle casse dei musulmani quando Umar ibn Abd al-Aziz ha portato la giustizia. Perché? Seguendo il giusto esempio che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo è il gruppo dei Sahaba e questo è il gruppo dei Tabi'in, poi Tabi'in, finché arriviamo ad oggi noi. Cosa è successo? Perché la Umma adesso è debole? Nonostante noi siamo la migliore Umma, bifadlillah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Occhio che ti dimostrano che sei musulmano, sei arretrato. Che siete musulmani, siete te. Occhio, tu sei tra la miglior comunità. E non te lo dice il Presidente della Repubblica, te lo dice Allah, che ha creato te, ha creato colui che te lo dice. Ti ha detto kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Siete la miglior comunità. Però il problema dove sta? Che quando abbiamo preso l'esempio sbagliato, siamo caduti nella debolezza. Abbiamo lasciato il potere e abbiamo seguito ciò che non dobbiamo seguire. E questo è stato dovuto anche a vari fattori che hanno portato i giovani a non seguire il giusto esempio. Tra questi fattori, i mass media. Guardate la televisione.
la radio, le pubblicità che ti mostrano degli esempi. Questi sono esempi da seguire. Ti portano un ballerino, ti portano una ballerina, ti portano un cantante, ti portano un calciatore e mostrano ai giovani che questo, l'esempio da seguire, e il giovane vedi che lo segue nei minimi dettagli, nel tipo di acconciatura, nell'abbigliamento, nel modo di esporsi, lo segue come se lui è il giusto esempio. Quello non è il giusto esempio, perché loro ti mostrano che questo è bravo in un determinato ambito, sarà bravo a giocare a calcio, sarà bravo a cantare, ma vai a vedere il suo comportamento, potrebbe essere un omosessuale e te lo portano come esempio. Potrebbe essere uno dipendente dagli alcolici e te lo portano come esempio. Potrebbe essere uno che non mantiene le promesse e che è conosciuto per le sue menzogne, per il comportamento, e nonostante ciò te lo pongono come esempio. Perché? Perché c'è questa influenza. Quindi, fratello, sorelle, non farti ingannare da queste figure, questi personaggi che ti mostrano davanti a te, che ti dimostrano come esempi, li fanno diventare stelle, pop star e tutto quello che vuoi, portandoli come esempi da seguire. Non sono esempi. Hai i giornali, la radio, la media, i canali televisivi, ma non solo nei canali non arabi, anche nei canali arabi fanno salire questi come esempi, ma non sono assolutamente esempi da seguire. Wallahu al-musta'an. Invece dimostrare ai nostri giovani degli esempi che sono effettivamente esempi, oltre il profeta, oltre i sahaba radiyallahu anhum, oltre questi, tra i nostri giovani forse non conoscono neanche il nome di un sahabi. Molti giovani non conoscono chi è Abu Bakr, chi è Umar, chi è Uthman, chi è Ali. E questi sono i 4 califi ben guidati che ci ha ordinato il profeta di seguire anche la loro sunnah, e noi non lo conosciamo. Perché, ragazzi? Perché non conosciamo questi che sono effettivamente i nostri esempi da seguire? Umar adorava le statue. Umar adorava una statua fatta di datteri, dopo quando aveva fame la mangiava, ma dopo, quando ha seguito l'esempio giusto, cosa è diventato? Gli ha detto il profeta a.s.: se ci fosse stato un profeta dopo di me sarebbe stato Umar, dopo che ha preso il giusto esempio da seguire. Quindi, fratelli e sorelle, occhio a ciò che vi trasmettono nei mass media, e occhio a ciò che vi trasmettono nelle riviste, e occhio a coloro che vi fanno salire come esempi da seguire. Ieri, se avessero fatto vedere come esempi nei canali coloro che studiano il Corano a memoria, giovani ragazzi, mashallah tabarak ar-Rahman, tantissimi hanno studiato il Corano, giovani, 10 anni, 15, perché questi non vengono mostrati in televisione come esempi da seguire nello studio del Corano? Tantissimi giovani sono usciti come sapienti in chimica, in medicina e in altri ambiti, perché non ce li mostrano come esempi. Ultimamente c'è stata una ragazza di 6 anni, ha vinto il premio di miglior giovane ragazza nella lettura dell'arabo. 6 anni. La conoscete? Non la conoscete. Perché non ve la mostrano come esempio, ma mostrano come esempio solo ciò che vogliono. Di ciò che vogliono, e dietro ciò ovviamente ci sono degli interessi che vogliono i giovani che rimangano lontani dal ta'allum. Infatti hanno cercato di occupare il tempo dei shabab con ciò che non gli porta beneficio. Vedi il shabab che è fermo lì sui social, sulla PlayStation, sullo svago, sul divertimento, a perdere tempo, e li hanno allontanati dai luoghi dove apprendono la loro sapienza e apprendono chi sono effettivamente gli esempi da seguire, che sono il Masajid, Buyutullah. E quindi il giovane, quando ritorna a imparare, comincia a aprire gli occhi, comincia a togliere questo velo e questi mascherini dagli occhi, e comincia a comprendere che questi non sono esempi da seguire, ma che l'esempio effettivamente da seguire ci li ha illustrati Allah nel Corano. E da qua, se vogliamo che noi ci cambia questa visuale di portare nella nostra società degli esempi, allora sappiamo che noi abbiamo delle responsabilità, sia i giovani che i grandi. Se vogliamo cambiare la vista dei nostri giovani a seguire l'esempio giusto, allora noi dobbiamo cambiare determinate cose. Primo, dobbiamo cambiare noi stessi. I grandi dovrebbero cambiare loro stessi, portando un miglior esempio, dicendo la verità, adorando Allah, venendo in moschea, vestendosi nel modo islamico, cioè cambiare e portare l'esempio giusto che i giovani dovrebbero vedere in noi e che dovremmo seguire. Seconda cosa sono le nostre case.
Nelle nostre case dobbiamo fare il possibile per fargli rivivere il giusto esempio. Dobbiamo immergere nel cuore del nostro figlio il vero esempio, che sono questi, e gli dare gli esempi giusti da seguire. Non far guardare a tuo figlio qualsiasi cosa in televisione. Ci sono molte persone che chiudono i loro figli in camera, fanno guardare televisione o social, guardano quello che vogliono. E voi sapete che sui social c'è di tutto. C'è il muraqaba. Avete controllato cosa sta guardando tuo figlio? Che esempio sta prendendo? Che via sta seguendo? Allahu a'lam. Le vie sono due. Quella giusta e quella sbagliata, quella che ha preso tuo figlio, Allahu a'lam. Quante volte tuo figlio entra in casa con i pantaloni strappati e vedi che i genitori non parlano? Quante volte vedi tuo figlio che entra con il qaza in testa e fa una acconciatura sbagliata e nessuno parla? Allora come pensi che questo figlio possa seguire il giusto esempio? Quindi l'esempio deve essere fatto rinascere in casa nostra, mostrando ai nostri figli, noi, a partire da noi, chi è effettivamente, quali sono gli esempi che devono essere seguiti. Come pretendi che tuo figlio ti seguirà e tu ancora fumi, e tu ancora sei terk lis-salah, e non prendi nel suo tempo, e non leggi il Quran, e non dici la verità, e sei uno che racconta le menzogne? Cosa vuoi che imparerà tuo figlio? Allora tu devi cambiare e devi portare il giusto esempio in casa tua e sarai responsabile. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Poi passiamo a un ambito più vasto, che è la scuola. Quali sono gli esempi che porta la nostra scuola? I libri di scuola, quali esempi porta? E questo è un grosso problema. E vedi che nei libri ti portano degli esempi sbagliati e illustrano e parlano di biografia, di vita, di esempi sbagliati da seguire. Che vite di persone che i nostri shabab, i nostri giovani studiano, imparano e addirittura amano e seguono. E quindi c'è da lavorare anche sulle scuole, al fine che portino effettivamente nelle nostre scuole, dove studiano i giovani e le giovani ragazze, l'esempio giusto da seguire. E dopo la grande responsabilità che hanno i giornalisti e coloro che gestiscono i mass media, che hanno una grandissima responsabilità e ne risponderanno davanti ad Allah quando illustrano ciò che illustrano di persone da seguire come esempi, sappiano queste persone che verranno giudicate davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala perché portano degli esempi sbagliati, ma dovrebbero i mass media portare il giusto esempio che ha illustrato Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran. E per terminare vi do alcuni esempi al fine di comprendere il perché Allah subhanahu wa ta'ala ha illustrato che il nostro esempio a 360 gradi è il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Io vi ho detto ragazzi che il profeta Muhammad è un esempio in tutti gli ambiti della nostra vita. Dice Allah: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin". Dice Allah: "Wa innaka la ala khuluqin azim". Colui che lo caratterizza con questa caratteristica è Allah. Hai un eccellente comportamento, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo vedi che è un esempio nelle adorazioni di Allah. Vai a leggere come pregava il profeta alaihi salatu wassalam. Non è come la nostra preghiera. Lo vedi un esempio nell'adorare Allah subhanahu wa ta'ala, nonostante Allah gli ha perdonato i suoi peccati. E dice sallallahu alaihi wasallam: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi salah". La cosa più meravigliosa che c'è per i miei occhi è la preghiera. E il profeta diceva a Bilal: "Erihna biha ya Bilal". O Bilal, fai il adhan perché vogliamo entrare per rilassarci. Il profeta alaihi salatu wassalam si rilassava nella salat. Invece noi non vediamo l'ora di togliere questa salat, perché viene considerata come un peso per noi. Wallahi musta'an. Lo vedi che Hudayfa viene vicino a lui e fa con lui il qiyam al-layl. E comincia il profeta alaihi salatu wassalam a leggere Surat al-Baqarah. Guardate la preghiera sua. L'esempio nell'adorare Allah subhanahu wa ta'ala. E ha cominciato a leggere Surat al-Baqarah. Ha pensato Hudayfa che avrebbe letto 100 ayat e poi avrebbe fatto il ruku'. Ha finito Surat al-Baqarah. E voi sapete Surat al-Baqarah che è tra le più lunghe sure nel Quran. Poi non ha fatto il ruku', ha iniziato Surat al-Nisa e ha finito Surat al-Nisa in una rak'ah. Poi ha iniziato Surat al-Imran e ha finito Surat al-Imran e dopo ha fatto il ruku'. E il ruku' è stato uguale al suo qiyam. E il suo qiyam nel ruku' è stato uguale al suo qiyam. E il sujood è stato uguale a che salat è questa? Come la nostra? Come la nostra? E chi ti ha mai illustrato questa salat al fine di seguirlo lui come esempio? Infatti cosa ha detto lui? Sallu kama ra'aytumuni usalli.
L'esempio nell'adorare Allah subhanahu wa ta'ala, e nella sua sala piangeva, come hanno riportato vari sahaba, che sentivano il suono del suo pianto, perché non era una sala solo all'esterno, era una sala in cui si immergeva la sua concentrazione, il suo pensiero. Adesso noi appena diciamo Allahu Akbar cominci a pensare a domani mattina che ora ti devi svegliare, che ora devi andare al lavoro, che vestito metterai, che partita c'è questa sera. Allah al-Musta'an, esci dalla preghiera che non sai neanche che sura hai letto. Questa è la nostra salat. Perché? Perché non abbiamo preso il giusto esempio nell'adorazione ad Allah. Ed è stato sallallahu alaihi wasallam l'esempio nella lettura del Coran. Ha passato un'intera notte a ripetere un unico verso del Coran. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tutta la notte. Perché? Perché per illustrarci che il Coran non è sceso per essere appeso nei quadri, nei salotti, come facciamo noi, ma che il Coran è sceso al fine di essere letto e compreso e praticato. Ma chi di noi l'ha preso come esempio? E non solo nell'ambito dell'adorazione era un esempio, ma anche nel comportamento. Infatti quando è stato chiesto a Aisha sul comportamento del profeta, sapete cosa ha detto? Ha detto il suo comportamento era il Coran. E non c'è spiegazione migliore, vuol dire che lui aveva messo in pratica tutto ciò che era presente nel Coran, sallallahu alaihi wasallam. Questo era il suo comportamento. E riporta un'altra delle mogli del profeta sallallahu: non ho mai visto qualcuno migliore nel comportamento come lo è il profeta alaihi salatu wassalam. Aveva un miglior comportamento con le sue mogli, con i bambini, anche con gli animali. L'esempio in ogni ambito. Con le sue mogli, ha detto lui sallallahu alaihi wasallam, il migliore tra di voi è il migliore con le sue spose. Ha detto Aisha, non ha mai alzato le mani o picchiato una delle sue mogli o uno schiavo, mai, anche se loro illustrano ciò che illustrano dell'Islam, illustrano che l'Islam è unf, che l'Islam è sottomissione, che l'Islam ti permette di picchiare la donna, ti permette di fare tutte ingiustizie nei confronti dell'Islam. Allora portate come esempio il profeta ma se non prendete come esempio lui, come potete far arrivare nelle vostre scuole, nelle vostre classi, ogni qualvolta che viene attaccato l'Islam, vedi che i musulmani sono in classe così con la testa giù. Perché sei con la testa giù? Perché non rispondi? Al fine di dimostrare che ciò che viene detto è un'ingiustizia e che non è vero. Ma perché? Perché non hai seguito il giusto esempio. E non hai studiato l'esempio che dovresti studiare al fine di dimostrare che ciò che state dicendo non è vero. Loro vogliono insegnare a noi il romanticismo? Non c'era qualcuno che ha insegnato il romanticismo come il profeta Aisha beveva dal bicchiere, sua moglie, lui prendeva lo stesso bicchiere e beveva dallo stesso punto, come segno di romanticismo. Safia era la sua moglie che era bassa e voleva salire sul cammello, si inginocchiava con i suoi piedi e faceva porre Safia il suo piede sopra il suo ginocchio per salire sopra il cammello. Questo non lo sapete. Questo non lo sapete. L'esempio del comportamento sallallahu alaihi wasallam. E non solo con le sue mogli, ma anche con i giovani, con i bambini. Non c'è un hadith migliore di questo di Anas che ha illustrato effettivamente cosa vuol dire il comportamento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sapete cosa ha detto, fratelli? Anas ha detto: ho lavorato il profeta Muhammad 10 anni. Immaginate ragazzi, 10 anni, tutti i giorni. 365 giorni o 300, 24 ore su 24. Ha detto: ho lavorato il profeta, è stato con lui 10 anni. Ascoltate, ha detto: non mi ha mai detto uff. Tu uff adesso chissà quante volte lo dici ai tuoi genitori in un giorno, per non dire in un'ora. Uff, in cucina uff, questo che non ti piace mangiare, uff, in camera perché non ti piace l'abbigliamento, oh, chissà quante volte. Il profeta con Anas 10 anni non ha mai sentito da lui uff, e non solo, mai. Ed è Anas che testimonia, non è il profeta che dice, è testimonianza di Anas. E ha detto: non mi ha mai detto questa cosa che ho fatto perché l'hai fatta, e non mi ha mai detto una cosa che non ho fatto perché non l'hai fatto. C'è un esempio meglio di questo, fratelli. Immaginate, ma è una cosa che se ti fermi lì dici: subhanallah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma con i bambini stavo facendo un giorno sallallahu alaihi wasallam il sermone del venerdì, e voi sapete l'importanza del sermone, e che nel sermone non si può parlare, e che il sermone ha una sacralità, e che il sermone del venerdì ha determinate regole, giusto?
sono entrati i suoi due nipoti, Hassan e Hussein, piccoli, e stavano camminando a gattoni piano piano per arrivare a lui finché sono inciampati e sono caduti. Sapete cosa ha fatto? Davanti ai grandi sahaba ha fermato il sermone. Guardate la misericordia, guardate l'esempio del Signore. Ha fermato, ma se non guarda Baruch Haid min al-Nasargot, questo esempio non è un esempio, perché abbiamo sbagliato l'esempio. Ha fermato il sermone del venerdì, è sceso, ha preso il Hassan e il Hussein in braccio ed è risalito e ha continuato il suo sermone. Sallallahu alaihi wa sallam. Una volta stava baciando il Hassan e il Hussein, baciarli, è arrivato un uomo e gli ha detto: "Oh, ma anche tu baci i bambini?" Chi invece anche tu baci i bambini? Gli ha detto: "Perché tu non..." Gli ha detto: "Io in anni non ho mai baciato i miei figli." E molti uomini sono così, molti padri sono così, non hanno mai baciato o dato affetto ai loro figli. Sapete cosa gli ha detto il profeta? Non gli ha detto complimenti, no, gli ha detto: "Cosa vuoi che io faccia se Allah ha tolto dal tuo cuore la misericordia? Cosa vuoi che faccia?" Non è questo l'esempio da seguire? E il profeta Ali Sattu Salam è stato un esempio anche con gli animali. E potresti te dire: "Gli animali sono animali." No. Che è un esempio? È un esempio. Una volta ha visto un cammello con le lacrime agli occhi e si è avvicinato a lui sallallahu alaihi wasallam. E questo è un dono che gli ha dato Allah, di poter comprendere ciò che dice il cammello. E questo non è una cosa straordinaria. Anche Sulaiman gli ha permesso Allah di comprendere le parole che dicono le formiche e gli animali. Quindi per il profeta non è una cosa straordinaria. Si è avvicinato e ha sentito le parole del cammello, che si lamentava con il suo proprietario che lo trattava male. Sapete cosa ha detto? Non è che ha lasciato passare, ma sia un animale. No. È andato dal proprietario e gli ha illustrato ciò che fa. E gli ha detto: "Ciò che dice fai è sbagliato." Con l'animale? Con l'animale. E vi dico di più, anche con i beni materiali che non hanno una vita. Una volta il profeta Sallallahu lui faceva i suoi sermoni su un tronco di una palma. Aveva un tronco su cui saliva e faceva i suoi sermoni. Dopo gli hanno fatto un mimbar e ha cambiato il profeta Sallallahu e ha lasciato questo tronco di palma a parte. Hanno illustrato i sahaba che si sentiva il pianto del tronco, che piangeva. Sapete perché piangeva? Perché il profeta lo aveva lasciato. Il tronco ci teneva al profeta. E io e te? Io e te, quanto ci teniamo al profeta? Quanto conosciamo di lui? Cosa conosciamo di lui? Lo amiamo effettivamente? Ha detto a Umar: "Ya Umar, non perfezionerai la fede finché io non sarò meglio per te, dei tuoi figli, dei tuoi genitori e di te stesso." Chi ha raggiunto questo livello? Chi l'ha raggiunto? Questo è l'esempio. Il profeta è andato vicino a questo tronco e lo ha abbracciato per farlo smettere di piangere. Ha detto: se non lo avessi abbracciato avrebbe continuato a piangere fino al giorno del giudizio. Sallallahu alaihi wasallam. Quindi ragazzi, dimenticate gli esempi che avete visto fino ad oggi, ma cercate di ritornare al vero esempio che noi dobbiamo prendere, che ci ha mandato Allah come l'esempio, che è il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E al fine inshallah di lasciare spazio al nostro fratello Abdurrahman inshallah, che illustrerà altre questioni riguardanti questo argomento. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. In realtà non ho tanto da aggiungere, innanzitutto perché il discorso del Fadil Barakallahu è abbastanza completo e anche per il poco tempo che c'è, e vogliamo lasciare tempo inshallah ai vostri interventi e alle domande. I fratelli hanno carta e penna, chi vuole fare qualche domanda inshallah può farla, scriverla e poi le leggiamo insieme e rispondiamo inshallah. Lo stesso vale anche per le sorelle di Billahi Azza wa Jal. Distribuire inshallah ai fratelli un giro. Da aggiungere, ci tenevo ad aggiungere un paio di cose solo. La ricerca dell'esempio da seguire. Il Qudwa in arabo si dice. La Qudwa, l'esempio, è chiamato così perché ti influenza e perché ti spinge a comportarti in un certo modo, ti
spinge a pensare in un certo modo, ti spinge a parlare in un certo modo, ti influenza fisicamente, psicologicamente, mentalmente, ti influenza nei tuoi costumi, nelle tue abitudini, ti influenza in ogni cosa. E come abbiamo citato, non esiste una persona che non segue qualcuno. Questa è una natura che ha dato Allah subhanahu wa ta'ala alle persone che devono avere una qudwa, una guida, nel bene o nel male. Oggi vedete la gente, la generalità della gente, vanno tutti in un'unica corrente. Anche quello che ti dice io sono libero, io nessuno mi influenza. Anche quello non è altro che un soggetto che sta correndo in una corrente, che segue la moda, segue le persone famose, segue le abitudini della massa, segue la massa. Questa è la realtà di molte persone. Quella persona che dice io non seguo nessuno, sono libero, quando vedi la sua vita, le sue azioni, trovi che è la persona più influenzata che ci sia e nemmeno se ne accorge. E per come va il mondo oggi, l'influenza che hanno su di noi i social media, eccetera, o ti trovi la guida da seguire, oppure ti faranno seguire, volente o nolente, una guida, o ti daranno una guida. Ti faranno seguire qualcuno che tu voglia o che tu non voglia. Seguirai la massa, seguirai le mode, seguirai le tendenze, i trend, seguirai quello che vedi su Instagram, Facebook, TikTok, eccetera. Da quello che vediamo, i giovani oggi vogliono allucinare. Qui arriva una domanda: secondo voi quali sono i fattori che rendono una persona un esempio da seguire? Qual è il movente più grande che ti fa seguire una persona? C'è il microfono qua per i vostri interventi. Funziona questo? Sì, lo sento prima. È su on ma non va. Poi, qual è il movente più grande? Anche senza il microfono, chi? Amore? Qual è il movente, il fattore che più spinge la persona ad imitare un'altra persona? ما هو الدافع للإنسان بأن يقتدي بغيره؟ La ragione. La? La ragione. Cioè? La mentalità. Ok, trovi una persona che ha una mentalità che ti piace, che dici, una mentalità che ti piace, ti spinge ad imitare una persona? No. Altro? In base alla ricchezza e al potere. In base a? Ricchezza e potere. Ricchezza e potere. Altro? تفضل. In base a quante persone la seguono, più persone la seguono e più li incita a seguirla di più. Non ho capito bene, più? Più persone seguono, Ok. più ti viene la voglia di dire anche io lo Di faccio. chi ha più follower è più seguito. No, non è sempre questo. Ho capito, nel senso più sei una guida per gli altri, più io che sono esterno tendo a unirmi anch'io alla massa che mi segue. Ok. Altro? I successi. Vedi, tutte queste cose che vi dicevo ragazzi sono tutti effettivamente fattori che ti fanno portare su una persona. Ma fratelli, non esiste qualcosa che ti fa seguire un'altra persona, non c'è un fattore più forte dell'amore. Assolutamente. Quello che avete detto è vero, ma non c'è niente che fa prendere qualcosa o qualcuno come esempio quanto l'amore.
Siete d'accordo o no? No? Perché? Perché non è il primo motivo che può essere, non è il primo motivo che può essere il motivo per il quale io devo seguire una persona è per amore. No, per esempio io direi per ambizione, magari la voglia di seguire qualcuno che vuole creare cambiamento, innanzitutto, magari persone che sono più fatti, non solo parole. Ad esempio se io vedo una persona che dice parla di dover fare qualcosa, di dover cambiare, eccetera, ma non lo fa, sta solo lì senza veri e propri fatti. Personalmente non la seguo, preferisco magari anche una persona che dice qualcosa di fare qualcosa di sbagliato e lo fa veramente, piuttosto che una persona che magari dice anche cose giuste e non le segue, ecco. Attenti che non intendiamo qua l'amore in senso specifico. L'amore è quando il tuo cuore tende a qualcosa. Non parliamo adesso di amore, non so, come l'amore fra marito e moglie. No, parliamo di amore quando il mio cuore tende a qualcosa. In questo senso qui, il fatto che ho detto mi piace questa cosa, questa è una forma, seppur lieve, di amore, che il mio cuore tende a questa cosa qua che mi piace. Ok? In questo senso qui. Il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ha detto al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah, la persona è con chi ama nel giorno del giudizio. Perché l'ha detto? Perché nel giorno del giudizio tu ti troverai insieme alle persone che hai amato nella vita terrena. Perché? Perché l'amore a cosa porta? All'obbedienza. All'obbedienza intesa come ti servo, ti imito. Ti imito. Oggi i nostri giovani non sono attratti da i grandi calciatori, ad esempio, da Messi, da Cristiano Ronaldo, o dai calciatori, o dai cantanti, non vogliamo fare nomi nella casa di Allah, o da cantanti, attori e influencer, eccetera, eccetera. Vero o no? Questa attrazione, che poi può essere per diverse cause, per qualcosa che ha detto, per qualcosa che ha fatto, per un'ambizione che ha, per un suo modo di fare, a prescindere, tu sei attratto da questa persona. Questa attrazione ti fa imitare questa persona. Per questo motivo, il professore dice, nel giorno del giudizio, ogni persona sarà con chi ama, perché questo amore porta a seguire queste persone, porta all'obbedienza. Poi, il profeta sallallahu ti ha ordinato di amarlo. Abbiamo parlato del profeta sallallahu come esempio. L'amore del profeta sallallahu alaihi wasallam è una parte di fede. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Nessuno di voi completa la fede finché non sarò più amato a lui, dei suoi genitori, dei suoi figli e di tutta la gente. Guarda Allah subhanahu wa ta'ala come la prova dell'amore. Allah Azza wa Jalla dice la prova dell'amore è l'obbedienza. Dice قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Di, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di alla tua umma, al tuo popolo, alla tua comunità, se amate Allah, allora obbeditemi, che Allah vi amerà e perdonerà i vostri peccati. Guarda come Allah Azza wa Jalla ha sancito che la prova dell'amore è l'obbedienza, che l'amore porta per forza all'obbedienza, la sincerità dell'amore porta all'obbedienza. Non vedi che l'uomo quando è innamorato della donna esaudisce i suoi desideri? Vero o no? Sì, infatti si dice accecato dall'amore. Si dice accecato dall'amore. Tu, fratello, devi amare il profeta sallallahu alaihi wasallam. Ci può essere amore senza che tu conosca il profeta sallallahu alaihi wasallam? Puoi amare qualcuno senza conoscerlo? Aslan è una cosa che logicamente non quadra. Perché la persona quando ama qualcuno vuole sapere tutto di questa persona qui. Di natura. Io ti amo, voglio sapere ogni cosa di te. Non vedi che gli innamorati tutto il giorno lì seduto? Cosa hai mangiato stasera? Cosa farai domani?
Voglio sapere anche i dettagli della vita quotidiana, perché l'amore ti porta a conoscere. Come puoi tu amare il profeta sallallahu alaihi wasallam? Amare Abu Bakr, amare Umar, amare Uthman, amare Ali, senza conoscerlo? Non lo conosci? Come puoi amarlo? E da qui, fratelli, il mio invito, e chiudo qua perché sono delle domande, il mio invito, fratelli, è a dare tempo a conoscere i vostri esempi. Noi, nella nostra storia, abbiamo degli esempi che sono, se non fosse per il fatto che le loro opere ci sono arrivate con catene di trasmissione autentiche che non lasciano spazio alle bugie o ai dubbi, diremmo che sono qualcosa di fantascienza, non è una. Diremmo la fantascienza non può essere realtà, se non fosse che ci sono arrivati con una catena di trasmissione altamente autentica, non ci possono essere dubbi. Abbiamo esempi in ogni cosa, esempi nel sacrificio, esempi nella forza fisica, esempi nella forza morale, esempi nello studio, esempi nel lavoro sociale, esempi dai maschi, esempi dalle femmine, esempi dei giovani, abbiamo esempi. Sapete che i popoli che non hanno una storia, inventano la storia e prendono alcuni personaggi della loro storia che erano persone senza valore e li elevano. Quanti popoli, persone che erano briganti e tagliavano la strada alla gente, rubavano, sono diventati eroi nazionali, perché hanno bisogno di dare al loro popolo una storia e un esempio e delle facce conosciute che diano valore a questo popolo. Noi non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo, alhamdulillah, nel nostro Islam i migliori esempi di persone. Quindi, fratelli, date del tempo per conoscere la vostra storia, date del tempo per conoscere il profeta sallallahu alaihi wasallam, per conoscere i Sahaba radiyallahu ta'ala, per conoscere i grandi esempi della storia dell'Islam. Abbiamo anche domande? Sì, Abdurrahman, abbiamo, mashallah, tante domande da parte delle sorelle, ne scelgo due e ti faccio inshallah. Come ci ha giustamente spiegato in merito alla responsabilità che i genitori hanno verso i figli sul tema del dare il giusto esempio, la moschea ha responsabilità verso la nostra generazione e quella futura? Se sì, quali? Fai domanda a me? Sì. Mashallah. Faccio domanda a te. Interrogo. E scusatemi un intervento. Queste domande, io noto una cosa nelle domande, ragazzi, perché chi insegna nota. La domanda ti fa capire se la persona era attenta durante la lezione o no. Sì. La domanda ti fa, uno gli dice la domanda e la domanda quando è concreta, specifica sul tema trattato, ti fa capire come la persona era attenta nella lezione. Quindi lei chiede, visto che i genitori hanno questa responsabilità di dare il giusto esempio, la moschea ha anch'essa una responsabilità verso la generazione e quella futura? Se sì, quali? Allora, fratelli, come posso dirlo senza blasfemare la moschea? Fratelli, ci deve essere una collaborazione tra i centri islamici e tra i genitori. Il genitore ha un obbligo nei confronti dei figli, quello come Ryan o quello come Mas'ul. Tutti voi siete pastori e tutti voi siete responsabili del vostro gregge. Il genitore gli verrà chiesto nel giorno del giudizio dei suoi figli, di sua moglie, delle sue figlie e di chi è sotto il suo potere, diciamo. A volte i genitori non hanno le capacità o le basi per poter insegnare. E qui entra il ruolo del masjid, il ruolo del centro islamico. Il ruolo primario del masjid cos'è? Il primo ruolo del masjid è insegnare. Uno, insegnare a quel padre cosa e come insegnare a suo figlio. Secondo, insegnare a questo figlio ciò che il padre non gli può insegnare. Quando manca il ruolo di insegnamento nel masjid, qui si perde questa responsabilità. E la mancanza di responsabilità nell'insegnamento nel masjid è in diversi livelli per diversi motivi. Tanti masjid, o la maggior parte dei masjid, hanno scuole la domenica, ad esempio.
però queste scuole hanno gente che è incapace di insegnare, non hanno la facoltà per poter insegnare, non hanno la capacità di entrare nella mente e nel cuore del bambino, ad esempio. Ci sono moschee che fanno lezioni settimanali, ma sono lezioni che sono lontane dalla necessità delle persone. Le persone vivono su una strada e lui fa lezioni su un'altra strada, oppure parla una lingua che non parlano né i genitori né i figli. Oggi purtroppo abbiamo necessità di fare lezioni in italiano. C'è questa necessità, anche se io personalmente non vedo che dobbiamo eliminare l'arabo come pensano molte persone e fare tutto in italiano, perché si perde moltissimo, si perde la dolcezza, si perde la base, si perde tante cose. Ma dedicare una parte di italiano perché i nostri figli oggi parlano in italiano. Oggi nelle moschee trovami una moschea che dà al bambino più del impara a leggere e vai a casa strana. Dammi una moschea che dà qualcosa in più. Dammi una moschea che fa studiare il Coran, le piccole sure, e allo stesso tempo fa capire al bambino i significati di queste sure. Chi fa questo? Pochissimi, quasi nessuno. Quindi il masjid ha l'obbligo dell'insegnamento e ha l'obbligo della sensibilizzazione dei genitori a prendersi cura dei propri figli, e ci deve essere collaborazione. Ad esempio l'esempio di oggi indica la poca collaborazione che c'è. L'esempio di ieri indica la poca collaborazione che c'è. C'è un incontro giovanile su argomenti di attualità importanti, ieri la moschea, oggi l'esempio da seguire. E dove sono i genitori? Qua è un problema. È un problema. Quando il masjid fa il suo dovere e il genitore non è presente, è un problema. Quando il genitore ha bisogno e la moschea non provvede a questa necessità, è un problema. Ci vuole questa collaborazione. Ci vuole questa collaborazione. Io invito veramente chi è responsabile dei centri islamici di dare importanza all'insegnamento, alla formazione e soprattutto a investire. Ragazzi, fratelli miei, investite nell'insegnamento. Non ho maestri che insegnano, ma sì dai tu, Mohammed dai vieni, ascolta dai, fai 2 ore domenica, solo copri il buco. No, che cosa copri? Hai una generazione da crescere, non buchi da coprire. Cosa fai? Tira fuori i soldi, fratello, prendi una persona formata. Non c'è, tira fuori i soldi e forma le persone. Questo deve essere, fratelli, perché noi siamo stati bravi a costruire i muri. Abbiamo moschee, capannoni che sono giganti, ma le moschee, prima di tutto, sono fabbriche di uomini, producono uomini. Sapete, chiudo con questo, che questo è legato all'argomento di ieri. Sapete che il masjid del profeta sallallahu di cos'era? Di cos'era? Come era fatto? Terracotta, tronchi di palme, rami di palme, questo era, eppure ha fatto uscire uomini. Oggi abbiamo messaggi che abbiamo gli schermi, abbiamo touch dappertutto, abbiamo collaborazione fratelli, genitori di himma, ambizione, voglio dare mio figlio, e il masjid deve dare ciò che non possono dare i genitori. Un'altra seconda domanda che è arrivata dalle sorelle molto importante riguardante questo argomento dice: è vero che in quanto la conoscenza sull'Islam dei non musulmani è per la maggior parte delle volte limitata e spesso condizionata dai molti pregiudizi, i musulmani che vivono tra i non musulmani hanno più responsabilità in termini di modello di Islam che si mostra rispetto ai musulmani che vivono in una comunità e un paese musulmano? E questa è una domanda molto importante, fratelli e sorelle, ovvero che devono capire i giovani, il musulmano e la musulmana, che essendo loro che si mostrano musulmani, vengono presi dai non musulmani come esempio dell'Islam. Infatti quando viene fatto l'errore non dicono che Muhammad ha sbagliato, non dicono che Abdullah ha sbagliato, non dicono che Rashid ha sbagliato. Ma cosa dicono? L'Islam dice di fare questo. Quando uno si fa saltare in aria, dicono Khalid si è fatto saltare in aria? No, l'Islam, terrorismo, o sbaglio? Perché? Per questa responsabilità che ha citato la sorella in questa grande domanda che ha bisogno di un dars.
importanti, perché tu fratello che hai la barba e tu sorella che hai il velo diventate l'esempio dell'Islam tra i non musulmani. È vero che loro hanno pregiudizi, hanno ostacoli nei loro cervelli, ma questi pregiudizi come vengono tolti? Obbligando? No. Mostrandolo con la forza? No. Viene tolto con l'ilm, con la sapienza, e se tu non hai ilm per insegnare, perché potresti non avere, spiegando dal Quran e dalla Sunna del Profeta, e qua torniamo all'importanza di imparare e venire alle case di Allah per formarti, al fine che esci fuori e spieghi alle persone e cambiano la loro mentalità, cambiano i pregiudizi. I pregiudizi non cambiano da soli. Uno se ha un'idea su una religione ce l'avrà finché non arriva colui che gliela spiega e gli toglie questi ostacoli, questi pregiudizi con il ilm. Poi tu non hai ilm. La stragrande maggioranza dei musulmani in Italia non ha ilm per spiegare e far capire che l'Islam non è terrorismo, che l'Islam è una religione da seguire. Allora come lo devi fare quel secondo step? Con il tuo comportamento. Tu puoi portare molte persone all'Islam grazie al tuo comportamento, ovvero mettendo in pratica l'Islam. E questo è un problema che abbiamo, che è quello di avere il problema di non riuscire ad avere giovani che praticano l'Islam e che spiegano l'Islam tramite i loro comportamenti e spiegano le sorelle l'Islam tramite i loro comportamenti, nel dire il vero, senza imbrogliare, senza ingannare, senza fare del male, aiutando il vicino, aiutando la vicina, sostenendo il povero, aiutando l'anziano. Tutto questo è da'wah. Se fatta con nia è da'wah. Vai a visitare il non musulmano in ospedale, lo fai con la nia della da'wah, mostrando a lui che il nostro Islam ci insegna anche il non musulmano di visitarlo, e verrai ricompensato con questa nia di mostrare a lui la verità sulla nostra religione. Solo che il problema, la sorella c'ha il velo, il fratello c'ha la barba, e poi vedi che insieme a loro fa ciò che fa e mostra un'altra faccia, e poi viene imputato all'Islam ciò che è imputato. Quindi noi, giovani musulmani e musulmane, abbiamo questa responsabilità di trasmettere questo messaggio con l'esempio e che è il modo di fare. Vi do solo un esempio, con questo passo la parola al fratello Abdelrahman. Una volta c'era un giovane ragazzo che faceva la da'wah in piazza in Inghilterra. Era in Inghilterra e dava alle persone dei volantini dove spiegava l'Islam. Non sai parlare, però almeno dai. Se hai CD, hai dei volantini e dai per spiegare l'Islam. Questo ragazzo è venuto da lui, una donna, ha preso un volantino, l'ha visto, gli ha detto di cosa parla, gli ha detto di Islam, gli ha sputato in faccia e gli ha gettato il volantino. Adesso tu in questa situazione cosa avresti fatto? Cosa avresti fatto? Come sarebbe stato il tuo comportamento? Sapete cosa ha fatto questo ragazzo? Nonostante questo comportamento aggressivo, ha preso il fazzoletto e gli ha dato questa donna e gli ha detto: pulisciti la bocca dalla saliva. No. E se n'è andato e l'ha lasciata. Questa donna è stata colpita da questo comportamento. Gli ho sputato in faccia, gli ho gettato il volantino e addirittura invece di scambiare il male con il male, lo scambia con l'ihsan. Lo scambia con l'ihsan e mi dà un fazzoletto, è andata a casa e ha cominciato a ripensare Islam, ha cominciato a cercare, ha cominciato a informarsi, ha cominciato a comprendere che ciò che pensava e ciò che i pregiudizi che gli giravano in testa erano sbagliati, finché è arrivato un giorno a dire Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ha fatto da'wah, gli ha spiegato cos'è l'Islam, gli ha spiegato arkan l'Islam, gli ha spiegato il comportamento. E tu fratello? E tu sorella? Tu fratello davanti al datore di lavoro cosa fai? Nel lavoro che esempio hai dato? Ai tuoi vicini che esempio hai dato? La sorella alle sue compagne di classe che esempio ha dato? Allora in questo tu poi sei un esempio dell'Islam, quindi hai una responsabilità davanti a Allah Azza wa Jalla. Allahu Ta'ala. Allora ci sono alcune domande inerenti all'argomento di oggi e rispondiamo in 5-10 minuti dopo le diciamo. Ci sono alcune domande che sono fuori, domande sul matrimonio, domande sul zakat, più domande sul matrimonio, braccialetti, collane, matrimonio per Fatiha, hijab. Allora io vi dico una cosa, se siete d'accordo, i fratelli devono partire e continuare a Milano,
dato che siete fortunati che oggi ho un po' di tempo per voi, se volete inshallah dopo Salat, rimango qua e rispondiamo alle domande che non sono matrimoni, braccialetti, collane, eccetera, eccetera. O lo facciamo inshallah senza dirette, senza così discutiamo fra di noi chi ha da dire dice e capiamo. Va bene? D'accordo? Bene. Facciamo poi rispondiamo a 2 o 3 domandine veloci sull'argomento di oggi. Inshallah. Chi ha altre domande scrive, dopo Salat ci mettiamo qua un'oretta e facciamo tutto. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Cari fratelli, nomi e sorelle, innanzitutto Jazakumullah khairan. Yani il masjid dopo le parole del fratello Abdurrahman si è scaldato, tanto che è stato presentato un esempio da presentare effettivamente il giovane ragazzo che alza la voce dell'Adhan. Questa è una bellissima cosa, yani, per incitare i nostri giovani all'Adhan, perché un giovane ragazzo vede un ragazzo davanti che fa l'Adhan, anche lui lo vuole fare e gli spieghiamo la ricompensa, lo portiamo a perfezionarlo effettivamente come lo deve. Questa è una bellissima cosa e di questo ha bisogno il masjid, e questo sia nell'Adhan che anche nel Tarawih, quando si prega uno mutqin, giovane ragazzo che sa leggere il Quran e lo mettiamo davanti nel Tarawih per seguire. Questo tutto sono esempi che sembrano a voi che non influiscono, ma influiscono nei giovani, perché vedono davanti a loro un ragazzo uguale dell'età e dici perché lui sì e io no, e quindi incita. Una domanda per il fratello Abdurrahman inshallah riguardante questo argomento: come si capisce che l'esempio che stai seguendo è giusto? E in contemporanea, come posso seguire la sunna del profeta in questi tempi? Le due domande sono abbastanza complicate, perché il stesso metodo per seguire la sunna del Rasul sallallahu alaihi wasallam in questo tempo è lo stesso metodo che usi per capire se stai seguendo la giusta guida. Poi partiamo sempre dalla fonte per capire. Uno dei Sahaba radiyallahu ta'ala chiese a Aisha, la moglie del profeta sallallahu alaihi wasallam, com'era il profeta sallallahu alaihi wasallam in termini di comportamento, in termini di etica.
Lei disse, tu leggi il Corano? Era al kana khuluquhu al-Quran. La sua etica, il suo comportamento era il Corano. Quindi, fratelli, vedete, Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato una bilancia. La bilancia è il libro di Allah e la sunnah del Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Sunnah intesa come azioni, parole e conferme del profeta sallallahu alaihi wa sallam e caratteristiche profetiche. Tutto ciò che ci è stato tramandato dal profeta sallallahu alaihi wa sallam in modo autentico, questo è una sunnah. E sono le nostre due fonti, il libro di Allah e la sunnah del Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dici, io sto seguendo un esempio e non so se questo esempio è giusto o sbagliato. Bene, pesalo con la bilancia del Corano e della Sunnah. Questa persona che ti stai chiedendo se è un valido esempio ha delle azioni e delle parole e dei comportamenti e delle abitudini. Quindi pesali con il Corano e con la Sunnah. Questa persona fuma, haram. Questa persona mente, dice bugie, haram. Questa persona invita a rimanere nell'ignoranza e non imparare. Questa è una cosa grave, contraria alla religione. Questa persona è maleducata e insegna l'educazione contro la religione. Pesa con la religione la tua guida. Il contrario è uguale. Buon comportamento significa buona guida. Invito alle buone azioni, la buona guida, però bisogna stare attenti qua a un punto molto importante, ragazzi. L'ha accennato anche il fratello Yunus prima, non fatevi ingannare dalle apparenze. Tante volte vengono messi come guide persone che apparentemente sono buone guide, sono corrette, sono giuste, sono leali, buone parole, buon comportamento, ma dentro portano un pensiero che è nascosto apposta. L'omosessualità, ci dava io ad esempio, oppure l'ateismo. A volte trovi atei che sono il massimo dell'educazione e del buon comportamento. Però sono atei, ti dice Dio non esiste, non c'è religione. E tu lo segui perché ha un buon comportamento. Stai attento che la prima cosa che devi vedere nella tua guida, la prima cosa che devi mettere nel bilancio del Corano e della Sunnah è la dottrina religiosa di questa persona. La dottrina religiosa di questa persona. E ricordatevi sempre, ragazzi, che l'Islam è un sistema completo. Molte persone dicono la religione è il buon comportamento, basta che tu sia una brava persona. Non è vero. Quello è il diritto delle persone. Dov'è il diritto di Allah, del tuo creatore? La tua guida, vuoi sapere se la tua guida è una giusta guida? Guardala nella completezza, nel suo rapporto con Allah, con il suo creatore, con Dio, nel suo rapporto con se stesso, nel suo rapporto con le persone, mondo esterno. Il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando venne da lui il compagno, il suo compagno, disse: Ausini, raccomandami, gli disse tre cose, tre. Un diritto con Allah, un diritto con se stesso, un diritto con le persone. Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Temi Allah dovunque tu sia, ecco, il mio rapporto con Allah. Temi Allah dovunque tu sia. E fai seguire alla tua cattiva azione una buona azione che cancelli quella cattiva, rapporto con me stesso. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. E comportati con la gente con un buon comportamento, questo rapporto con terzi. Pesa in questi tre ambiti ciò che fa e dice e ciò che invita questa guida con la bilancia del Corano e della Sunnah. E qua ti spinge ancora una volta, impara l'Islam. Se tu non conosci, non sai usare questa bilancia, come puoi pesarla? Questa guida ti invita a fare una cosa che è haram e tu nemmeno sai che è haram. Come puoi capire se è una buona o una cattiva guida? Torniamo ancora, fratelli, che la chiave di ogni successo e la chiave della strada giusta è imparare la religione. Per questo motivo si dice al-ilmu nur. L'ilmu nur, la sapienza, la conoscenza è luce. Perché chi non sa è come chi cammina al buio e non sa dove sta andando.
Ok? Io ti do la bilancia da usare, ma se sei al buio, come la usi? Devi imparare la religione. Quindi questo è l'invito che vi do. Collegato alla seconda domanda, come segue la sunna? Impara, prima di tutto la sunna, impara. Prima cosa impara. Imparala. Cercati una serie, sia in arabo o in italiano, che racconta la storia del profeta sallallahu alaihi wasallam dall'inizio alla fine. Il fratello Yunus sul canale di Giovani Guide ha una serie sulla vita del profeta sallallahu alaihi wasallam. La vita del profeta. La vita del profeta la trovate come playlist nel canale di Giovani Guide. Imparate la storia del profeta sallallahu alaihi wasallam dalla sua nascita alla sua morte. Io ho una serie sempre su YouTube, però c'è solo la metà, l'età di Mecca, non c'è l'età di Medina, la trovate sul canale Ahadun Ahad. E ci sono altri fratelli che fanno questo, arabo ce n'è finché vuoi, vi consiglio come priorità, seguite la serie di Fratelli Yunus completa, quante lezioni sono? 30 lezioni, guarda, una lezione al giorno, meno di un'oretta, 30-40 minuti saranno, una al giorno, in un mese hai ripassato, hai studiato tutta la vita del tuo profeta sallallahu alaihi wasallam, da quando è nato fino a quando è morto, un mese di tempo. E da là vedrai che ti serviranno milioni di volte. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan per queste bellissime parole. Ultima domanda, fratelli, poi preghiamo inshallah. Una bella domanda che ha fatto una sorella, e anche questo dimostra l'attenzione durante la lezione. Ha detto la sorella: avete dato l'esempio per i ragazzi, però non avete citato qualche esempio per le ragazze. Che ne ce l'ho messo? Io sto contento. Dillo. Magari un maschio. Ah, forse? Allahu a'lam. È un maschio? Ahsan, jazakumullahu khairan. Mashallah. Yani, Allahumma barik. Innanzitutto partiamo dal presupposto che Allah, quando ha detto nel Corano لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, non ha detto agli uomini, ma lui è un esempio a tutta l'umanità, sallallahu alaihi wasallam. Lui da prendere come esempio a uomini e a donne. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, tutti, linea generale, فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, un bell'esempio. E nonostante ciò, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano e il nostro amato profeta alaihi nella Sunna ci hanno dato esempio di donne che effettivamente erano un bel esempio, che dovrebbero le donne seguire, le ragazze seguire come esempi. Il Corano è pieno di ciò. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Asia. E ha dato come esempio dopo di lei Maryam alayhi salam. E abbiamo nella storia del profeta Khadija, abbiamo Aisha e abbiamo Sahabiyat, e tantissime storie. Ogni donna Allah te l'ha data come esempio per ciò che faceva. Maryam alayhi salam, conosciuta per la sua purezza, donna devota ad Allah, perseverato la sua verginità, radiallahu anha, che ha tralasciato tutta la dunya per dedicarsi all'adorazione di Allah. Dove sono le ragazze come lei? Dove sono le ragazze che hanno valorizzato la verginità, che nei giorni d'oggi è diventato, per una donna che vuole salvaguardarla, una donna che è rimasta ai tempi vecchi, e come che chi ha perso la verginità è l'esempio da seguire. A'udhu billah. Vedi che se non sei fidanzato, non sei fidanzata, sei una persona di vecchi tempi e vecchio stampo. Questo è l'esempio da seguire. A'udhu billah. Allah ci ha dato Maria come esempio. Ahsanat farjaha alayhi salam. Dove sono le ragazze che la seguono? Che quando si è presentato Jibril per informarla di ciò che Allah gli ha detto informarla, ha detto: A'udhu. Mi rifugio in Allah da te. Non ha mai parlato con un uomo e non vuole parlare con un uomo affinché non entra Shaitan, affinché non venga deviata. Dove sono le ragazze così? Allah subhanahu wa ta'ala ha dato l'esempio delle donne che hanno incontrato Musa. Quando è arrivato Musa a Madian, ha visto due donne lontane dal pozzo con il loro gregge e uomini al pozzo a fare bere il loro gregge. Ha detto: ma khatbukuma, cosa siete qua a fare? Qalu la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Non andiamo a dare al nostro gregge da bere dal pozzo finché i pastori non se ne vanno. Perché? Che male c'è? Che male c'è? Mischiarsi.
Uomini con donne. Dov'è il pudore? Dov'è il hayà? Questi sono esempi di donne che ha dato Allah nel Quran. Ma dove sono le ragazze che li seguono? Adesso vedi le donne mischiarsi nell'autobus, uomini e donne, nei mercati, nelle scuole, senza pudore, senza hayà. Perché? Perché non abbiamo preso questa strada di queste donne da prendere come esempi. Sempre le stesse donne, tamshi ala istihya. Va da Musa per informarlo di ciò che suo padre gli ha detto informarlo, va da Musa, non va con tutta confidenza. Uè Musa, allora tutto a posto, come va la vita? Tutto lì, e comincia a aprire un discorso da cui entra Shaitan. No! Stihya, con pudore, tanto che alcuni sapienti hanno illustrato che lei stava andando dietro e Musa sta andando davanti e per illustrargli di andare a destra lanciava un sasso a destra, per non parlare. O lanciava un sassolino a sinistra per non parlare con lui, per non aprire porte di Shaitan. Io lo so che a voi questo potrebbe essere guai, ma lo so, perché? Perché abbiamo preso gli esempi sbagliati e ci è diventato tutto una normalità. Adesso il ragazzo che chatta con la ragazza su Facebook o su WhatsApp è la cosa più normale che c'è sulla faccia della terra, senza problemi. E siamo caduti in ciò dove siamo caduti? Nel haram. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato Khadija come esempio di donna che ha sacrificato tutto quello che aveva per la religione, per proteggere il profeta, per proteggere la sunna e per divulgare l'Islam. Chi lo fa tra le nostre sorelle? Di sacrificare quello che ha, di soldi, di ricchezza, di tempo, per proteggere la sunna, imparare la sunna, salvaguardare la sunna, aiutare nel khair. Sacrificio. E poi ci ha dato come esempio Aisha, donna sapiente, che ha imparato l'ilm e ritornavano i grandi sahaba dopo la morte del profeta Ali Sattù Salam da Aisha, quando andavano in discordia o in divergenza su questioni di fiqh e altro, ritornavano a chi? A Aisha, una donna, ed era lei che citava cosa faceva il profeta. Chi ha seguito tra le sorelle come esempio Aisha? Quindi gli esempi non solo da parte degli uomini ma anche da parte delle ragazze sono state citate nel Quran, e questo vi fa capire la meraviglia del Quran. Dice Allah: ma farratna fil kitabi min shay. Non c'è nulla che Allah non ha citato un qualcosa di benefico in esso. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Se non fosse per il tempo e il viaggio che dobbiamo viaggiare, avremmo voluto con tanto piacere passare con voi altro tempo. Jazakumullahu khairan. Inshallah ci sarà il fratello Abdurrahman Bidillah Azzawajal che continuerà con voi la serata al fine di rispondere ai vostri quesiti. Jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un minuto solo. Chi ha chiesto un consiglio per conoscere la storia corretta? Abbiamo saputo qualche settimana fa che è stato tradotto il libro Rahiq al-Maktoum, Sira. È stato tradotto in italiano dalla sorella. Come si chiama la sorella? Esatto, avevi visto. C'è il PDF, fratello? No, in vendita. Sullo store in vendita mi pare, in vendita. Rahiq al-Maktoum è uno dei libri più belli, abbastanza sintetici. Su Sfanobuina è stato tradotto in arabo, in italiano, non ricordo il titolo come era citato, neanche era sigillato forse, cosa del genere. Quindi magari poi mandiamo il link a te che vuole comprarlo. Sinceramente non so, io so che è stato tradotto, com'è la traduzione, Allahu A'lam. Questa è un'altra storia, Allahu A'lam. Chiudiamo un minuto solo per il tahfiz. Vi leggo velocemente le domande che ci sono, così chi vuole rimanere rimane, chi non vuole rimanere può andare. Qua dicono: come può un solo genitore all'interno della propria abitazione insegnare ad amare Allah subhanahu wa ta'ala se nemmeno in passato e tuttora non è uno che segue la via giusta, ovvero quella di Allah subhanahu wa ta'ala? Quando parleremo della Palestina, che sta succedendo, cosa si può fare in caso si è giovani e ci si vuole sposare ma non si sa come muoversi in queste circostanze? La difficoltà del tempo. Come ritornare alla preghiera? Come funziona il zakat? Una donna nel din può lavorare? Cosa consiglia le moschee su come fare ad attirare i giovani nella casa di Allah? I maschi possono farsi le sfumature ai capelli? Possono indossare collane e braccialetti? غير قول طيزن لازم تسمعوا قول مش ممكن غير طيزن. Il matrimonio solo con il Fatiha è valido? Vorrei mettere il hijab ma ho dei blocchi in merito, cosa mi consigli a me e qualsiasi altra ragazza come me che vive in questa società? Queste domande, se arrivano altre, inshallah rispondiamo dopo Salat Billahi. Chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala di ricompensare il fratello Yunus e i suoi compagni per la loro presenza, il viaggio che hanno fatto, che
Allah subhanahu wa ta'ala accetti da loro questo sforzo, che ogni loro l'ikhlas wal qabul e inshallah presto avremo un'altra visita. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا